Ho scelto di frequentare l'istituto minerario perché era la scuola più vicina, anche perché non è che ai miei tempi si stava benestanti, la mia famiglia non era benestante, no? E allora tutti frequentavano quella scuola lì e allora anch'io ho scelto il ramo minerario e non quello chimico, perché c'era chi sceglieva anche il chimico, poi c'era minerario e chimico alla scuola di Agordo. E niente, ho frequentato, non ero un genio perché non ci mettevo molto impegno, però insomma alla fine sono uscito e quello che ho studiato mi è servito poi sul lavoro, tante volte anche sul lavoro. Finito la scuola, ho fatto il militare qui a Belluno, mi sono congelato a Feltre, che poi ero stato mandato a Feltre, e poi dopo un periodo di attesa, avevo sempre quella di andare a lavorare all'estero, perché mi è sempre piaciuto conoscere altri posti, così sentivo parlare anche i miei conoscenti che lavoravano all'estero, così, no? Ho voluto intraprendere questa professione che potevo benissimo farla anche in Italia, volendo, però l'estero mi invogliava molto andarci. E allora il primo lavoro che ho trovato con l'impresa di Roma, Avianini di Roma, sono andato in Venezuela. Lì era un cantiere un po' difficile, prima cosa perché eravamo fuori dal mondo. Sopra di noi c'erano gli americani che costruivano una diga in terra battuta e noi dovevamo fare una galleria idrica. Adesso non vorrei dire una stupidata, però mi sembra che era di 12 chilometri, che poteva portare l'acqua nell'isola Margherita, di fronte al Venezuela. Perciò un lavoro grosso. E era un cantiere anche molto difficile, perché lì purtroppo c'erano stati 3 morti a causa dello scoppio di gas metano in galleria. E allora io, un altro mio collega, siamo andati là appunto per vedere, per cercare che non succedesse più queste disgrazie così. Sopra di noi avevamo un capo, che adesso purtroppo non c'è più, ci ha lasciato, e lì noi si faceva la sicurezza, ci stava attenti, quando si doveva sparare in galleria eravamo noi gli unici che avevamo l'accendino per accendere le micce e nessuno poteva fumare, cioè lì era proibito assolutamente fumare, perché la galleria, come spegnevi la ventilazione, si riempiva di gas. Lì ho fatto un cantiere, però poi lì ho avuto una disgrazia, ho subito un infortunio grave, non solo io, anche operai che erano con me, e niente, ho dovuto tornare in Italia dopo un mese di operazioni a Caracas, poi ho dovuto fare tutta quanta terapie, non terapie, così per guarire, perché rottura del tibia e perone di tutte e 2 le gambe è una cosa un po'. Quando mi sono ristabilito ho detto, boh, adesso qua che faccio? Sono ritornato in Venezuela, però in un altro cantiere, sul confine con la Colombia. Erano gli anni 80, 81, 82, quel periodo lì. E lì siamo andati a fare dei pozzi su una spalla di una diga, in un cantiere in Pregilo. Io ero con un'impresa di Roma, sempre, la Ghella di Roma, un'impresa grossa che aveva molti atti in Venezuela. E lì dovevamo fare 4 pozzi, 3 in superficie, 1 in sotterraneo, che poi venivano fatti comunicare con tutte le gallerie ai vari livelli. C'era un'impresa americana che tagliava la roccia con l'aria compressa, non so, non mi ricordo più a quante atmosfere, comunque se mettevi là una mano ti partiva, e poi doveva venire su un muro colato a protezione di questa spalla di sta diga, perché dicevano che era fragile, che qua che là, perché una volta fatto un invaso poteva anche partire, insomma, no? Lì ho fatto 2 anni di lavoro e poi sono venuto a casa.
lì avevo anche la moglie e sono venuto a casa. Poi da lì sono andato con l'Impregilo di Milano, adesso non si chiama più Impregilo, a Naume Strambo, lì, no, in Colombia. Anche lì stavamo facendo una diga in terra battuta e lì ero addetto agli scavi dei sfioratori e alle cave, dove si sparava il materiale a portare in diga per tirare su sta diga, insomma, no? E lì è stata una bella esperienza, molto bella, anche perché eravamo, diciamo, 40 km da una città, il campo era bello, ci stava bene, insomma, no? Si stava veramente, non ti mancava niente, avevi tutto e tutto, avevi. Finito lì, sono venuto a casa, era sotto Natale, e poi mi hanno chiamato se volevo andare in Camerun a fare una diga anche lì, però lì un altro tipo di diga, sì, sempre in terra battuta, però serviva per irrigazione, invece in Colombia serviva per la corrente, veniva fatta la centrale, c'era anche la centrale una volta in funzione, rifatti in funzione, se uno guarda su internet la trova, insomma, no? E si vede proprio che... E lì invece serviva per l'irrigazione, per i campi lì in Camerun, lì, no? E lì ho fatto un periodo, 2 anni abbiamo sbattuto su sta diga, che era lunga 1200 metri, il punto più alto era 30 metri, 35-40 metri. Finito lì, sono tornato in Italia, è stato un periodo un po' di crisi così, ho voluto provare a fare il lavoro in miniera, in una miniera in Piemonte, però dall'inizio non mi trovavo, perché non era era un lavoro, diciamo, anche monotono, no? Sempre le solite cose, così. Invece dove avevo lavorato fin prima era un lavoro molto che lì giravi, dovevi scattare, cioè ti dava soddisfazioni, no? E allora lì sono andato via e sono andato in Turchia a fare, stavamo facendo un'autostrada da Istanbul che doveva arrivare a Ankara, un lotto di autostrada, sempre con l'Impregilo, e lì sono stato un periodo di tempo, un anno, poi da lì sono andato sempre con l'Impregilo, che in Africa, in Malì, a fare una strada. Lì però, sì, era anche bello, però cosa vuoi, non era proprio un lavoro che mi piaceva fare, una strada, no, non l'avevo mai fatta e mi trovavo male, no? Il mio Dio era lavorare nelle cave, era lavorare nelle gallerie, mi sentivo realizzato. E da lì allora poi sono tornato in Italia e fine anni 90 sono andato in Sicilia, a lavorare in Sicilia, in provincia di Catania e Enna. E lì ci doveva fare tutta una serie di gallerie per l'acquedotto, cosiddetto acquedotto dell'Ancipa, che doveva portare l'acqua potabile dalla diga dell'Ancipa tutta la città di Enna e tutti i dintorni, insomma, no? Che lì l'acqua scarseggiava, no? Io ho fatto 2 anni di lavoro e da lì poi, tramite il direttore di cantiere che era lì, mi ha chiesto, dai, resta con noi, lì era un consorzio Cogei Lodigiani, resta con noi, ti mando in Basilicata a fare una galleria ferroviaria, che è già iniziata, però poi si è fermata per motivi, i soliti motivi all'italiana. E io ho detto, no, guarda, ti faccio star bene qua e là, ti faccio, quando ti sei sistemato, anche partiamo con i lavori, anche la famiglia, qua e là. Vabbè, ho accettato. E io ho fatto 5 anni di cantiere, bel lavoro, e anche lì ero responsabile della sicurezza, perché anche quella galleria lì era piena di gas metano. Avendo già la conoscenza che avevo fatto in Venezuela, vedendo il curriculum, in Sicilia, anche in Sicilia, stesso discorso, che c'era gas, anche se non facevo, sì, facevo anche quello, però ero anche addetto alla produzione. Allora, mi ha convinto e sono stato là, ho fatto 5 anni, però lì c'è un cruccio che questa galleria l'abbiamo finita, però il treno ancora a Matera non ci arriva. Sembrerebbe che dovrebbero ripartire i lavori il prossimo anno, insomma, sistemare così. Vabbè, finito lì, sono andato sempre con l'Impregilo sull'alta velocità, sulla Bologna-Firenze, gallerie ferroviarie, belle, Cameroni,
E io ho fatto un periodo abbastanza lungo, 10 anni e mezzo, tra Emilia, tra Toscana e Emilia. E poi, prima o poi, arriva il punto che finisce il cantiere, no? Noi gente di cantiere siamo come i zingari, siamo qua, siamo là, siamo su, siamo giù. So che poi finché sei giovane non ci pensi, poi cominci un po' la famiglia, un po' così, uno cerca sempre di avvicinarsi vicino a casa. Io ho trovato lavoro in provincia di Bolzano a fare una galleria stradale all'Aives, appena poco prima di Bolzano, e in Val Sarentino anche lì gallerie stradali. Completato lì, sono andato al tunnel del Brennero a fare i cameroni per il montaggio delle frese. L'impresa dove lavoravo aveva preso sto lotto e abbiamo fatto sti cameroni, un po' di gallerie e poi finito il lotto, basta. Subentrano altre imprese perché non è che dovevamo fare tutto noi il tunnel del Brennero perché è lungo, infatti lo stanno ancora facendo. Da lì, allora poi tramite conoscenze, tramite qua, tramite là, sono andato giù a fare sull'alta velocità sulla Milano-Genova, a Genova. E lì ho fatto gli ultimi 3 anni della mia carriera. Anche lì lavoro interessante, cameroni, interconnessioni, tutte gallerie, anche lì tutto argille, però gas poco gas. Però c'erano altri pericoli, c'erano pericoli di smottamenti, franamenti, però insomma, ecco, questa è tutta la mia vita. Poi sono andato a farmi vedere i contributi e sono andato in pensione. Ed è dispiaciuto andare in pensione o... All'inizio no, all'inizio devo confessare che ero anche contento, no? Perché allora, sai, anche lì a Genova si veniva a casa ogni 20 giorni, stavi a casa 4 giorni, però lì era ciclo continuo, si lavorava a ciclo continuo, quarto turno, perciò il lavoro sabato a domenica lì lavoravi sempre, al di fuori che Pasqua, Natale, Ferragosto, insomma, no? Le solite feste che fanno tutti. Ma ti capitava di venire a casa il lunedì, il martedì e poi ti capitava di ripartire il sabato a domenica, era un po' una scocciatura, però lavoro è lavoro, comportava questo e, come ripeto, all'inizio ero contento, poi piano piano, vivendo anche in un paese piccolo, non è come qui a Belluno, uno ha già più tanti svaghi, c'è tante cose differenti, sarà piccolo però sempre molto di più del mio paese, di La Valle. L'inverno è lungo, fa freddo, non è che uno può andare al bar tutto il giorno, stare al bar tutto il giorno. Sì, uno va a comprare il pane, va a comprarsi il giornale, sigarette no perché non fumo più, però poi sta a casa, no? E allora è una vita un po'... ti viene in mente, no, quello che avevi fatto fino a poco tempo prima, e un po' di cose ce l'hai, ma poi passa, perché poi tra il nipotino, tra mia moglie, le figlie e così, poi ti passa, insomma, poi uno si deve anche rassegnare, deve lasciare il posto ai giovani, insomma, non è che uno può lavorare fino a 70 anni, volendo, dal lavoro che facevamo noi potevamo anche farlo, non è che facevamo un lavoro manuale, però insomma è anche giusto che... e poi uno si stanca, però come ripeto un po' di nostalgia l'ho avuta, però adesso mi è passata, dopo 3 anni mi è passata. E le piaceva di più quando andava via, anche quando era lontano? O... Diciamo che i cantieri all'estero, quando sono venuto in Italia, il primo cantiere che ho fatto in Italia, in Sicilia, non è che mi sono trovato bene, perché all'estero si era abituati in maniera differente, no? Prima cosa, eravamo tutti una famiglia, perché eravamo sempre lì, no? Per un anno. Difatti io quando sono partito la prima volta sono stato via 11 mesi, senza mai venire a casa. Sono venuto a casa un mese prima perché mi ho fratturato le gambe, se no stavi via 11 mesi. Poi se succedeva una disgrazia a casa tua ti facevano rientrare, non è quello il problema Però lì si creava un'armonia, no? Molto, molto più, perché eri sempre lì, no? Eri sempre lì nel campo, no? Mangiavi in mensa, la sera andavi lì, avevamo il club, si andava lì, si beveva la birra, il caffè, chi voleva, chi giocava le carte, chi si leggeva il giornale, i giornali che arrivavano dall'Italia, oppure guardava la televisione. C'era il cinema, facevano anche il cinema così.
perciò c'era molta più unione, ci si conosceva tutti. Invece nei cantieri in Italia c'è un altro modo anche se si era in un cantiere, no? Come in Toscana, dove avevamo il campo, noi eravamo più di 600 persone, però non era la stessa cosa, no? Non era, anche perché vicino c'avevi il paese, qua là, la gente se ne usciva dopo lavoro, andava a Imola, andava di qua, andava giù, andava a Firenze, cioè, ho trovato un po' di differenza. Poi piano piano però tutto si risolve, insomma, no? Poi uno sul lavoro, fuori lavoro, uno può fare quello che vuole, insomma, no? Sempre nei limiti, insomma, no? Sì, che non va a rubare, tanto per dire, o fare rapine, insomma, no? Perché ti beccano. Tanto sanno tutto, i carabinieri sapevano tutto di noi, dove eravamo, come sapevano tutto all'estero, perché all'estero non è, ti facevano, io mi ricordo la prima volta, sono partito con visto turistico, dopo per 3 mesi, poi mi hanno mandato a Trinidad e Tobago a fare visite mediche. Poi mancava un dottore, ho dovuto ritornare dopo 2 mesi, ho dovuto ritornare un'altra volta a Trinidad e Tobago. Sì, non ho speso una lira, un bolivar, però cioè, era molto più, se ti beccavano che eri senza guardia, ti sbattavano dentro. Sì, poi ti venivano tirati fuori, però molto queste cose, ma in tutti i posti che sono stato all'estero, la polizia così, sapevano tutto di noi eravamo registrati. Ci conoscevano tutto quanto, però io non ho mai avuto problemi di sorta per nessun motivo, anche perché sul contratto avevi scritto che te dovevi rispettare usi, costumi, religioni del posto, del paese che ti ospitava. Se non rispettavi queste cose qua, l'impresa aveva la facoltà di rispedirti a casa. Sì, lì non si scherzava. Erano molto, su queste cose qua erano molto ligi. E poi lì veramente se sapevi quando andavi là avevi sempre il periodo di prova come l'avevi in Italia, no? Ogni cantiere che facevi aveva sempre questo benedetto periodo di prova, no? Però se lì non sapevi fare il tuo lavoro ti rispedivano a casa, non è che sì, ti pagavano fino all'ultimo centesimo, però ti dicevano guardi lei non è idoneo. Comunque, questo è.